Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è 22 aprile 2022, dunque 22/4/22. Come state? Che cosa mi raccontate di bello? Avete aspettato questo appuntamento? Scherzo, ovviamente. Eccoci di nuovo qui per rispondere gratuitamente ad una vostra domanda. Abbiamo tempo mezz'oretta perché essendo venerdì non mi dilungherò tantissimo perché il venerdì dopo la diretta mi dedico ai protocolli di riequilibrio, la stessa cosa anche il Marietto, dunque per le persone che si sono rivolte a noi in cerca del nostro aiuto, per, rimuovere quello che possono essere accumuli energetici negativi di qualsiasi ordine e grado, quindi, di forme pensiero, emozioni represse, oppure forme pensiero proprie, altrui, indirizzate alla nostra persona, ma anche quello che possono essere le contaminazioni al quotidiano. Magari abbiamo incontrato persone che erano piuttosto negative e cariche, abbiamo accollato su di noi delle cose, oppure e questo spesso avviene quando c'è, come dire, una trasmissione di larve e parassiti astrali che credete sono frequenti quanto le trasmissioni virali. In fondo sono forme di di disarmonie di un piano diverso da quello dei virus, ma che agiscono nella stessa misura e nello stesso modo. Quindi andiamo a lavorare su questi riequilibri che poi sono anche legati a quelli che possono essere gli accumuli di energie negative, non solo delle persone, dei pensieri, delle emozioni, ma anche dei luoghi, perché anche le case o gli ambienti in cui sostiamo a lungo possono trasferire su di noi energie, per esempio elettromagnetiche oppure telluriche negative, perché non c'è solo l'energia benefica, come il corpo non emana solo ciò che è positivo, esistono le polarità, ma chiaramente siamo passibili di interferenze e di maggiore carico là dove siamo esposti a una polarità non in linea con quella universale. Quindi andiamo veramente a lavorare su tanti livelli, su tanti piani, a sbloccare quelle che possono essere anche situazioni, se si lavora ovviamente in modo mirato. Quando lavoriamo in modo generalizzato tendiamo comunque a rimuovere tutte quelle che possono essere le variabili negative. Come ho detto, le forme pensiero, ma anche ehm, convinzioni che sono registrate nel profondo e che hanno poi l'aspetto di, per esempio, manifestazioni autosabotanti, quando per esempio ci mettiamo in testa di perseguire un obiettivo e poi andiamo contro di noi, quindi non merito, non credo, non è possibile. Ecco, si rimuovono tutte queste cose, si neutralizzano e si indicizzano tutte queste frequenze su quelle ovviamente più positive. Il lavoro è molto approfondito, è molto lungo, però è lavorato ovviamente, i corpi sottili sono lavorati in modo generico. Esistono poi protocolli mirati su situazioni specifiche e questo ovviamente tratta, in modo diverso le questioni. Ma a parte questo, noi possiamo offrirvi aiuti anche di altro tipo e sicuramente se visiterete il sito www.ilcapitano.intervista.org, che è quello che vedete in sovraimpressione, cioè cliccando e indicando questo indirizzo nella barra degli indirizzi di internet, entrerete qui su questa home page. Nel sito troverete moltissimo materiale che abbiamo raccolto nel corso del tempo e che divulghiamo gratuitamente, sia per quello che riguarda la radiestesia e la radionica, e infatti è così che nasce il sito del Capitano nel 2015 per opera del Marietto veneziano, che appunto ha iniziato a raccogliere e a ricreare quelli che possono essere stati i circuiti radionici più famosi, ma anche, più utili, e che appartengono a non solo al retaggio della radionica italiana, ma anche alcuni circuiti di radiestesisti francesi e non solo, insomma lui li ha ripresi, rielaborati, trascritti in formato digitale, mentre prima erano reperibili solo in cartaceo e solo a caro prezzo. Quindi sicuramente l'opera e il contributo del Marietto veneziano resterà importante
importantissimo poi per tutti gli amanti della radionica. Ad oggi le sue dispense sono divulgate anche attraverso corsi, seminari, non solo nostri, ma anche di altri operatori, quindi è sicuramente un riconoscimento del suo preziosissimo lavoro. E nel sito comunque in varie sezioni abbiamo raccolto anche altro materiale divulgativo, ad esempio dispense di chiriologia. Se amate la lettura della mano troverete dei simpatici approfondimenti, compreso di disegni e grafici esplicativi, ma trovate anche altre dispense diciamo così, raccolta e di tradizione cabalistica ermetica, quindi dispense per esempio per l'uso dei decani, che sono comunque le intelligenze collegate ai gradi astrologici che corrispondono poi per esempio a precisi salmi. Quindi se amate il potere dei salmi o la magia della preghiera, sappiate che trovate cose parecchio interessanti anche nelle altre sezioni del sito, ma in particolare la sezione shop, dove trovate invece quelli che possono essere i nostri contributi alle varie situazioni e circostanze, soprattutto quelle dove avete necessità di intervenire o di portare dei correttivi. Questo che vedete in sovraimpressione è il nostro talismano sefirotico, nasce dalla tradizione cabalistica. Qui, come vedete in quello che viene chiamato l'albero della vita, sono raffigurate tutti i cori angelici, e quando definisco cori angelici non intendo solo gli angeli, che poi in definitiva è uno dei cori, ma intendo tutte quelle intelligenze divine che concorrono sul mantenimento, quello che è la manifestazione della vita su questo piano materiale, e che sono associati poi anche a vari aspetti del divino. Voi dovete immaginare che così come l'organizzazione di uno Stato avviene attraverso diciamo il governatore principale, poi può essere a volte il monarca, a volte in altre realtà il presidente della Repubblica e così via, e poi in discesa ci sono tutti i suoi ministeri, i ministri e i ministeri, e così in questo stesso modo è organizzato il regno spirituale. Pertanto esiste una gerarchia molto precisa, molto particolare, e i diversi angeli, molti di voi sicuramente hanno immaginato o comunque hanno pregato per esempio l'aiuto, l'intervento dell'Arcangelo Michele, per esempio in momenti di grandi prove dove era necessario sentirsi protetti, difesi. Ecco, sappiate che l'Arcangelo Michele, per esempio, è associato alla sfera solare, quindi queste sono tutte conoscenze che provengono dalla tradizione cabalistica. Se amate questo, se amate questa realtà, questo studio che poi anche nella tradizione cristiana, ermetica cristiana, attraverso l'angelologia sono arrivate, sono giunte a noi queste conoscenze. Comunque se amate questo sicuramente non vi vorrete far mancare questo ciondolo. Primo, perché come ho detto raffigura tutte le forze in opera e in equilibrio che possono manifestare dei cambiamenti molto profondi nella vostra vita e ovviamente migliorarla su tutte le direzioni. E secondo, e non ultimo, ma lo elenco per secondo proprio per rispetto delle gerarchie celesti, c'è il nostro lavoro di programmazione, quindi diventa un talismano molto forte anche per quello che riguarda la difesa e la protezione. Non solo, poi c'è tutto un lavoro anche per il rilascio delle emozioni represse, per il riequilibrio dei corpi sottili, l'armonizzazione dei chakra,
E c'è poi, non ultimo, ma sempre molto importante, un talismano amuleto di Giove. Quindi, c'è anche incorporato in tutto questo lavoro, quello che è un propiziatorio, favorevole. Ovviamente Giove è il grande benefattore, no, fortuna maior, si diceva così anticamente, dunque quello che porta un po' non solo la conoscenza superiore delle cose, l'amore universale cosmico, quindi un amore superiore, potremmo dire incondizionato, ma è anche quello che propizia veramente gli eventi più fortunati, gli incontri con persone che possono aprirci determinate porte, anche i colpi di fortuna come le vincite. Quindi diciamo che è un ciondolo che parte già ben equipaggiato e che può essere, a discrezione ovviamente del suo possessore, ulteriormente programmato con cose insomma specifiche. Quindi anche nel tempo, anche non tutto in una volta, può sempre essere rielaborato o comunque ampliato il suo campo d'azione. Bene, detto questo, vi ricordo comunque che sempre appartenente alla tradizione cabalistica e quindi la nostra tradizione, ci sono i sigilli che sicuramente nel tempo hanno dato molti e molti importanti contributi per tutte le persone che avevano situazioni astrologiche molto particolari, molto provanti. Io dico spesso ci sono degli aspetti planetari sfidanti, cioè che ci mettono parecchio alla prova e che purtroppo, proprio perché hanno una conformazione ben precisa al momento della nostra nascita, tendono poi ciclicamente a metterci alla prova o metterci di fronte a esperienze simili. Quindi se volete uscire da questo loop e non sapete come fare, se volete superare quelli che sono i limiti che a quanto pare i pianeti o comunque gli aspetti astrologici impongono al vostro percorso, bene, sappiate che il contributo dei sigilli può sicuramente darvi una mano proprio a questo scopo, poiché vanno a richiamare quelle forze planetarie che probabilmente, soprattutto dietro magari un'analisi, uno studio, si verificano essere negative o, come ho detto, sfidanti, e richiamano invece queste forze ponendole al positivo, come se permanentemente un astro, invece che spostarsi e formare aspetti difficili, resti fisso in una posizione favorevole. È, come dire, possibile perché ogni aspetto dell'esistenza, come dicevo prima, per quanto riguarda il ciondolo e la tradizione cabalistica e quello che sono le gerarchie celesti, ogni aspetto della vita è governato e sostenuto e perpetuato nel tempo tramite proprio l'influsso di queste intelligenze divine. Poi possiamo chiamarli spiriti, possiamo chiamarli angeli, possiamo chiamarli arcangeli, come volete, perché in fondo sono tutte definizioni che comunque servono a farci capire, no, un po' esemplificare il concetto. Comunque queste intelligenze sono preposte a governare determinati ambiti, ovviamente ognuna con la sua qualità, col suo talento, potremmo definire. Pertanto è importante anche scegliere il sigillo giusto. Sappiate che ne esistono solo di quelli planetari 44, quindi se volete appunto un contributo serio, è bene invece studiare quello che è il tema natale e andare a correggerlo in modo mirato. Questi che vedete in sovraimpressione adesso invece sono sigilli di Mosè. Se Salomone ha portato un importante contributo attraverso appunto tutta la sua tradizione, no, tutta la sua, tradizione magica, perché ci sono pervenuti diversi grimori, no, o tra, le evocazioni di Goezia, la pratica talismanica, le chiamate invece di spiriti superiori, abbiamo poi anche un contributo molto importante della tradizione di Mosè, quindi antecedente Salomone, e che comunque riguarda sempre le stesse forze, ma in maniera differente. Quindi il sigillo di Salomone, come vi ho detto, dà il massimo nel momento in cui va a rettificare determinate circostanze o a propiziarne alcune specifiche, per questo va comunque studiato quello che è più adatto a voi. Mentre il sigillo di Mosè, quindi quelle tavole, servono a contattare determinate schiere angeliche. Per esempio, come dicevo prima, le schiere angeliche sono 9, quelle conosciute, poi c'è Keter, il regno dei maestri ascesi, quindi le intelligenze
più vicine, più prossime al volto di Dio, e quindi quelle sono inarrivabili, sono, diciamo, è il livello cristico, quindi tutte le persone che effettivamente nel corso della vita raggiungono quel grado di perfezione si suppone arrivino poi a quel livello di coscienza una volta passato al di là del velo. Le altre forze sono, come ho spiegato, quelle che effettivamente governano e muovono il destino e le sorti delle persone. Quindi se per esempio quelli di Salomone sono mirati ad alcune intelligenze qui e là in base alla necessità, quelli di Mosè si rivolgono a un'intera schiera angelica, e in effetti arriva questo sigillo corredato dalle istruzioni evocatorie. Bene, detto questo, vi ricordo che per tutte queste cose, per questi approfondimenti, ma non solo, anche per consulti, indagini astrologiche, io rispondo in privato, previo appuntamento per un consulto ovviamente di Sibille, o un consulto comunque anche di radiestesia, quindi col pendolino. Il costo del consulto, il contributo è 20 euro per 45 minuti. Ovviamente poi insieme si possono valutare le cose che possono essere maggiormente performanti nel vostro caso. Bene, allora io direi di cominciare, anche perché ho chiacchierato un po' e, come vi dicevo, essendo venerdì devo poi procedere con i protocolli di riequilibrio. E saluto Freddy, buonasera, buonasera cara, grazie per essere qui, buonasera Cassiopea, buonasera Annalisa, buonasera Nella, buonasera Facebook user, vi chiedo gentilmente di autorizzare il Facebook alla pubblicazione dei vostri commenti, altrimenti restano così, cioè cioè vedo che avete scritto ma non riesco a vedere oltre. Buonasera Loredana. Allora, cominciamo dalla domanda di Freddy, a cui non avevo mai risposto, suppongo, perché è un nome che mi risulta nuovo. Allora, vorrei sapere perché Razvan si legge, perché scusami, ma è la prima volta che leggo un nome del genere, non sapevo neanche che esistesse, e quindi mi scuso già per la eventuale pronuncia errata. Comunque 18 luglio 93 è tornato da me, perché mi vuole accanto lui veramente? Ok, vediamo un po'. Federica 10 luglio 95. Vediamo perché Razvan è tornato da Federica, lo chiediamo alle Sibille. Allora, Freddy, mi dai conferma? Ci sei, benissimo, ok, hai scritto, quindi sei lì. Vediamo subito perché Razvan è tornato da Federica. Il rimpianto, la solitudine, però adesso vediamo anche la stesa vera e propria. Allora, qui si vedono alcune cosine, cerchiamo di approfondire insieme partendo dalla linea del passato. Non so se si vede bene, vediamo così, ecco, almeno magari non si leggono i nomi delle varie lame e delle sibille, ma quantomeno ci facciamo un'idea dai disegni. Fedeltà, allegrezza al cuore, belvedere, gran signore, donna maritata. Quindi diciamo che secondo me un po' cosa descrivono queste sibille? Che in qualche modo lui, questo ovviamente è precedente al momento in cui ha deciso di tornare da te, ma sicuramente ha, come dire, compartecipato a muoverlo nella tua direzione. Quindi cosa si vede? Si vede un lui fiducioso di trovare eventualmente altro. Io non so la modalità in cui vi siete lasciati, cioè per quale ragione o come, ecco, in che termini, ma lui faceva un po' conto forse anche di poterti sostituire, mettiamola giù così in termini proprio spicci. In realtà
si è reso conto molto presto che non era così, che comunque c'era anche un sentimento, per quanto potesse negarlo a se stesso, no, o per quanto lui potesse, soffrire anche eventualmente, perché qui si vede la gelosia. Quindi io non so, ti ripeto, le circostanze in cui vi siete lasciati, però l'idea che tu potessi stare con un'altra persona lo ha turbato, perché fondamentalmente non era poi così sicuro, mh, di sostituirti. Magari in un momento di rabbia può anche averlo pensato, può aver pensato di cercarsi una situazione più tranquilla, oppure di fare altro, di viversi altro, ma in realtà qui si vede chiaramente che, ha sofferto anche solo l'idea che tu potessi trovare qualcun altro a consolarti. Quindi questo si è fatto strada dentro di lui questa sensazione, ma non solo, i deliranti a volte descrivono anche le chiacchiere, quindi è anche possibile che siano arrivate delle voci o che lui veramente si sia confuso, abbia messo poi in dubbio se stesso. Allora cosa c'è poi qui dopo? Perché la storia ovviamente, è lunga, cioè si aggiungono altri dettagli, e cioè che qualcuno potrebbe avergli detto qualcosa. Vedi, lettera, militare, dispiacere potrebbe dare l'idea, di un qualcuno che in anonimato gli ha dato una notizia o gli ha detto un qualcosa che lo ha ferito o lo ha scosso. Quindi c'è un intervento, diciamo così, o qualcosa che insomma, non qualcosa di ufficiale, qualcosa sai, col militare dà l'idea di un o di qualcuno in anonimato o di qualcosa di segreto, di nascosto. Quindi c'è un qualcosa che si è mosso in questo modo. Ma costanza, amica ladro, ehm, può anche indicare l'azione di qualche figura, di qualche conoscente che nelle retrovie, no, ha permesso anche questo, in qualche modo lo ha guidato o ha mosso delle cose. L'idea del ladro in questo caso può, essendo comunque ben accompagnata, può dare, come dire, un suggerimento di come appunto una persona in modo non diretto, ma, lavorando così, nelle retrovie, possa averlo spinto a comprendere il valore della persona che sei per lui. Oppure, questa ovviamente è la chiave di lettura più bella, ma potrebbe anche indicare che magari lui è riuscito nell'intento di vedere una persona, no, però questo può anche essere che invece lo abbia riportato da te, okay? Comunque di fatto c'è cosa? Qui l'indicazione della sua gelosia e evidentemente non era poi così sicuro di lasciarti casomai in altre mani, quindi non fosse anche per una forma di possessività o di definire un proprio territorio, ma, vedi qui il ritorno, riunione, allegria, superbia nemico, cioè lui chiaramente cioè questa è proprio la risposta netta, no, poi qua abbiamo visto tutte le sue evoluzioni nella stesa sotto l'esito. Nell'esito il ritorno, guarda, è proprio perché lui controllava, quasi morbosamente spiava, che non si avvicinasse a te qualche rivale, qualche altro corteggiatore. Quindi lui si è fatto avanti prima che di perdere tutto, okay? Allora, vediamo un po'. Vediamo adesso un'altra domanda. Intanto saluto anche Iari e Cristina. Ehm, Vediamo un po', vorrei rispondere a persone nuove come ho fatto adesso. Loredana, proviamo con Loredana. Ciao, vorrei sapere come proseguirà il mio rapporto sentimentale. Io Lori, 3 aprile 64, lui Michele, 26 novembre 65. Grazie, buona serata. Loredana, confermami di essere rimasta ancora qui.
così che ti rispondo. Vi ricordo comunque che nella domanda vedete che vedete come l'ha esposta Loredana, dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, quando io dico così intendo, perché poi uno pensa di essere stato chiaro nel chiedere, in realtà formulata in modo chiaro significa che se per esempio chiedete del lavoro, vi faccio così un esempio, dovete indicare se siete fermi da un po', se state già lavorando, se sperate in un cambiamento, cioè date delle indicazioni chiare, perché poi nella lettura non abbiamo tanto tempo di star lì, ma com'è, così, cosa, cioè come si può fare per esempio in privato per mirare appunto l'interpretazione. Quindi più siete dettagliati nella domanda e più riusciamo a essere precisi nella risposta, mi raccomando, perché è la domanda la chiave di lettura delle sibille. Allora, no, Loredana non c'è, ha messo la domanda ma non ha retto il mio pippone iniziale, quindi passo avanti a Cristina. Cristina 5 giugno 77, Luca 24 novembre 86. Perché si è allontanato da me? Cristina, ci sei? Ah no, Loredana c'è, scusate. Ah, scusami Cristina, ma Loredana c'è. Allora, quindi Loredana e Michele. Allora, vediamo un pochettino. Loredana e Michele. Mannaggia che i tempi di risposta per via delle connessioni sono sempre un po' deboli, ma vediamo comunque, vediamo il rapporto, come prosegue il rapporto fra Loredana e Michele. Allora, dottore e bambino, qui va recuperata un po' la fiducia, o in qualche modo bisogna, sì, magari cominciare a prendersi cura anche l'uno dell'altro. Vediamo un po'. Allora Loredana, sei lì, giusto? Mi dici una cosa, ma lui, no? Tu e lui siete sposati o si tratta di un rapporto successivo a un altro? Perché compaiono delle cose. Vorrei capire se lui è separato, divorziato o ancora tuttora sposato, perché si vede una donna maritata, quindi bisogna capire un pochino se è riferimento a te o se intorno a lui effettivamente è presente un'altra figura. Mi puoi rispondere di questa cosa per cortesia, Loredana? Perché cosa si vede, qui? Io comincio a interpretarle. Gentilmente Loredana, se puoi dammi un'indicazione di quelle che ti ho chiesto. Qui l'interpretazione è, della prima linea, quindi partiamo dal passato come sempre, perché io ho questa modalità, no, leggo il passato, il presente e il futuro. Quindi cosa si vede? Una nostalgia o un pensiero, una preoccupazione per un uomo giovane, potrebbe essere un figlio, è qui che io voglio capire se avete figli insieme o se lui si è un po' raffreddato per un periodo a causa dei pensieri datigli da un figlio. Mhmm, diciamo che comunque, così come c'è stato un raffreddamento o una responsabilità, che può aver gravato un pochettino sul rapporto, così comunque si è riavvicinato. Quindi sembra già che ci sia stato un pochino di lui era ecco infatti qualcosa c'è, però qui compare comunque
una preoccupazione rispetto a alcune cose, poi può essere che sentiva il carico di alcune responsabilità, sentiva di dover fare delle cose, di prestarsi ed essere disponibile. Diciamo che inquadrano un momento però, di freddezza che però si è riavvicinato. Quindi io non ecco, diciamo che, te l'ho chiesto anche perché il sacerdote spesso inquadra l'uomo separato, l'uomo solo. Va bene, vediamo comunque cosa c'è in questo momento. Denaro, fortuna, donna di servizio, stanza. Allora, per me questa è una conviventi. Per me questa è una bellissima linea, al presente è solida, la situazione, la relazione vanta di un buon periodo, sia economicamente, sia di quello che può essere un'intesa anche fisica, le tante condivisioni che potete fare, quindi c'è, come dire, un momento comunque buono, un momento visto positivamente e forse anche sotto un aspetto economico, perché, insomma la prima carta che apre la linea del presente è proprio il denaro. Allora, una serie di vantaggi, mette in evidenza interessi, vantaggi, ma anche solidità, qualcosa che si rafforza nel tempo. Insomma, ci sono margini per, delle situazioni favorevoli. C'è una cosa però che leggendola qui e poi continuando lì, mi fa un po' impensierire, perché donna di servizio stanza può indicare le tante cose che si fanno per condividere o che fate insieme. Può indicare anche una grande intesa fisica, quindi se il vostro rapporto effettivamente funziona, funziona bene anche lì. Ma la donna di servizio può parlare anche di qualcuno che intorno a voi ha un ruolo della faccendiera del tuttofare o di una collaboratrice. In questo caso ti invito un attimino a tenere gli occhi aperti, perché laddove dovesse esserci una figura del genere, e quindi escludendo il fatto che comunque c'è un bell'affiatamento, una bella armonia in questo momento e anche delle occasioni che potete, fare, magari avete anche un progetto economico insieme che state portando avanti. Io non so praticamente nulla, ma ti dico che i significati di queste sibille, di queste combinazioni sono poi questi. Però perché ti ho detto fai un po' attenzione? Perché l'amante, amore e dispiacere possono parlare di un'iniziativa o di un corteggiamento o di un qualcosa che poi provoca, cioè come se fosse una brutta notizia, una frustrazione, quindi attenta. Cioè se lui ha una collaboratrice, qualcuno che lavora vicino a lui, allora attenta un pochino, Se invece siete voi che condividete un'attività lavorativa o che vi state lanciando in qualcosa, attenzione perché magari non è proprio la strada giusta. Quindi qua sai, non siamo nel privato, non possiamo andare più di tanto oltre nella lettura. Ti dico quello che si vede. In futuro è qui che c'è una cosa che non sospiri mercante morte, quindi a un certo punto questa lontananza che si viene a creare è forse proprio a causa di qualche errore di valutazione, ehm, che poi sia per la situazione lavorativa o che sia proprio per il rapporto di coppia, devi fare un po' attenzione perché c'è il rischio di un allontanamento. Quindi adesso le cose funzionano e reggono anche per tutto l'impegno messo nel passato e è quello che avete costruito, ma non è detto che resti sempre così, soprattutto se 1 imbroccate un'iniziativa economica sbagliata o 2 sottovaluti il rischio di qualche figura che gli gira intorno. Quindi attenzione perché comunque per un motivo o per un altro, sia che sia l'aspetto economico, lavorativo, sia che sia invece una situazione che magari gira intorno a lui, sul suo lavoro, qui c'è un qualcosa che vi allontana e potrebbe essere proprio una questione o di un investimento o un problema, una situazione lavorativa che insomma mette le distanze fra voi. Qual è l'esito?
disgrazia, donna maritata, vecchia signora, giovane fanciulla. Io non so se lui mi hai confermato che è separato, non so se lui è separato felicemente o infelicemente. Perché c'è una bella differenza, nel senso se ha mantenuto rapporti comunque tranquilli con la ex, allora qui magari c'è da capire un ulteriore altro significato. Ma se i rapporti sono un po' precari e si fondano su impegni economici, che magari lui deve provvedere per certe misure a magari i figli o qualche altra cosa, allora diciamo che avrà questioni e anche delle problematiche con questa donna, che presumibilmente è la ex moglie. Ma presumibilmente, okay, perché chiaramente noi stiamo guardando l'evoluzione che ha il vostro rapporto in futuro. Quindi, nella migliore delle ipotesi, questa donna darà problematiche, darà problemi, che poi si riversano a voi come coppia. Altrimenti, e spero che sia così, perché in fondo vorrebbe dire che tutto sommato la coppia regge. Siccome la carta della disgrazia è comunque una carta di rottura o di un evento improvviso, brusco, di un forte litigio o di una situazione che comunque viene e dirompe, c'è da capire se non si verificherà magari proprio una forte discussione per una donna più giovane e potrebbe anche essere la collaboratrice che abbiamo visto prima, oppure, tornando alla ex moglie, potrebbe trattarsi di un problema che sorge con una figlia. Comunque, in ogni caso, una o l'altra qualche problema si vede, fai attenzione. Ehm, Vediamo un po', rispondo un pochino, si era intromessa un'altra persona. Ma non so fino a che punto si sia disintromessa. Allora, risponderei molto velocemente a questa domanda, che è una persona nuova. Claudia, 4 agosto '84, oggi ho avuto un giorno di prova per un lavoro, cameriera ai piani. Andrà bene? Okay, vediamo per Claudia come andrà il lavoro a seguito di questo giorno di prova. Vi ricordo che nella diretta io cerco sempre di rispondere a persone nuove, anche perché è, bello che tutti abbiano la possibilità, ma è bello anche che io possa avere la possibilità di farmi conoscere da più persone e vi ricordo che comunque vi aspetto nel privato, 20 € 45 minuti. Allora, Claudia è il suo giorno di prova, vediamo un po' come andrà per lei. Mh. Beh, allora, non male come inizio, quindi, anche questo dà il senso di un lavoro di gruppo, no, di équipe, una serie di colleghi con cui già c'è una specie di fiducia, no, sono carte positive, però dà l'idea di un qualcosa che deve essere curato, no, accudito e coltivato nel tempo, con cura, ecco. Vediamo un po'. Mh. Okay, allora scusa non si vede tanto bene, non l'ho vedrà. Okay, così vi ho fatto venire mal di mare, spero di no. Allora, Claudia, beh, diciamo che, nella linea del passato si vede che, insomma, avevi dei sogni che non si sono realizzati, hanno subito dei ritardi, alla fine anche tu li hai messi un po' in dubbio o comunque ci sono state delle persone che ti hanno detto o ti hanno in qualche modo condizionato negativamente, quindi magari se già avevi
un po' di sfiducia o qualche timore, qualche preoccupazione di non riuscire, beh, sicuramente anche queste voci contrarie o chi ti sosteneva, chi no, cioè diciamo che in qualche modo non hai raccolto poi le occasioni nel momento in cui si sono presentate o non eri sufficientemente convinta. Un po' di confusione vedo nel tuo passato, però questo è passato. Come è andata questa prova e da qui in avanti come andrà, lo vediamo qua dal presente in poi. Allora, diciamo che gelosia, pensiero, amica, messaggero dà l'idea appunto di, intanto una preoccupazione rispetto alle questioni economiche. Potrebbe essere che questa prova, preceda, diciamo così, un accordo che però a livello economico non necessariamente sia compensato il giusto, ricompensato il giusto. Quindi la gelosia spesso sono, oltre che timori, paure, preoccupazioni, anche perdite economiche. Quindi magari sei un po' in pensiero rispetto all'aspetto economico. Però amica, messaggero potrebbe anche indicare una persona che in qualche modo ha messo una buona parola per te o che questa prova comunque è stata benefica. Diciamo che le carte del prossimo periodo, a meno che la prova io non so, non penso che ti abbiano fatto una prova di un giorno solo, io poi non so come che funzioni o che tipo di accordo vi siate con quali condizioni vi siete accordati, cioè quanto dura la prova e cosa ti hanno promesso. Però c'è un qualcosa, perché la casa potrebbe, riferirsi proprio all'ambiente lavorativo, dunque all'albergo o a una struttura ricettiva. Ehm, il dispiacere indicare che magari qualcosa di tutta quella situazione non sarà proprio perfetta o del tutto favorevole. Potrebbero darti una notizia che magari è un po' frustrante, magari in prima battuta non ti danno una conferma subito o magari la situazione che ti prospettano è un tempo inferiore rispetto a quello che, era stato indicato inizialmente. Cioè un qualcosa che ti verrà detto proprio lì, che insomma ti turberà un po', però non la vedo come una cosa che, nonostante il turbamento, poi abbia un risvolto negativo, quanto piuttosto positivo. Cioè ti diranno qualcosa che evidentemente là per là non prenderai bene e non ti piacerà, ma di fatto questo apre altre occasioni, un'altra possibilità data da questo uomo giovane, che quindi ti contatterà, ti chiamerà. Allora, non so se, resta collegato a questa prova che hai fatto come cameriere ai piani, però di fatto poi la tua occasione arriva e infatti belvedere, denaro, fedeltà, leggerezza ci parla sicuramente di un sollievo che tu vai a ricevere, dell'arrivo di un qualcosa di vantaggioso anche a livello economico e quindi di una realizzazione. Allora, spesso la carta della leggerezza parla di questioni turistiche, di viaggi, di passioni, di contatti con l'estero, quindi io la vedo come una cosa positiva, okay, è una conferma che nell'ambito vacanziero o nell'ambito comunque di quelle che sono gli svaghi, i divertimenti, hai una buona possibilità di riuscita. Dunque, se questo lavoro non è subito quello giusto o comunque c'è un piccolo inciampo di partenza, io lo vedo poi proseguire bene, cioè la stesa dà delle bellissime indicazioni. Spero di essere stata precisa. Molte delle cose che dico durante le stese, durante la lettura delle stese vi lasciano un po' così, lo so per esperienza, ma poi quando succedono, la Hilde me l'aveva detto, mi succede tante volte. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, diciamo che, sono comunque di nuovo disponibile, lunedì alle 21:15, sempre per la diretta gratuita, quindi risponderò ad altre persone,
sappiate che chi non ha avuto risposta questa sera comunque avrà una percentuale di avvicinarsi alla sua risposta maggiore, perché altre sono state già, come dire, evase, ma sono comunque disponibile per consulti privati. Buona serata a tutti, buon fine settimana e inizio i protocolli di riequilibrio. A lunedì.